comunicazione natalizia del movimento estremista ligure perché è doverosa, perché molti mi hanno chiesto cosa fare il 26, cioè Santo Stefano. Allora, la proposta è quella di guardare lo spettacolo dei bruciabaracche in streaming collegandosi su Facebook. Allora, ma tutti mi chiedono, ma come si fa? Perché non è così semplice, non è che va su Facebook e ci appare lì lo spettacolo di bruciabaracche. Allora ci sono due modi. Il modo che vuol fare mia moglie, che è quella che vai sulla pagina Facebook dei bruciabaracche, clicchi sull'evento di proprio Santo Stefano Natale in poltrona con il bruciabaracche. Lì ti verrà fuori poi la cosa dell'evento, ci dici che ci interessa e poi acquisti il biglietto e lì poi ti chiedono i metodi di pagamento, carta di credito eccetera e paghi quello che devi pagare. Questo è un metodo. Ognuno poi è libero, siamo in democrazia. Il mio metodo è quello che andrò dal mio vicino, ci dico guarda che c'è uno spettacolo dei bruciabaracche bellissimo e ci spiego tutta questa cosa qui che farà mia moglie, ce lo spiego questo qui. Poi mi metto col binocolo da camera mia, che io riesco a vedere il suo computer di sera, soprattutto quando va su YouPorn, ci scrocca che... Vabbè, riesco a vedere tutte le cose che vede e così io me lo vedo così. Quindi, gli spettacoli di bruciabaracche ci sono due modi per vederlo. Questo era un tutorial esemplificativo per tutti i militanti del movimento estremista ligure. Comunque ricordatevi che sia il bruciabaracche o che sia il movimento estremista ligure che ci conduca, pensiamo sempre che anche a Santo Stefano Milano suca.